Termometro a 38 gradi, afa persistente almeno fino a venerdì e malori in aumento soprattutto tra gli anziani. Una decina i decessi legati a questa ennesima ondata di caldo stimati in Veneto. 2 pensionate di 80 e 71 anni morte nelle loro abitazioni, rispettivamente a Treviso e Caerano nelle ultime ore, anche se dal SUEM 118 sono cauti nell'associare causa ed effetto. Quello che è sicuro è il super lavoro a cui sono costretti operatori di Treviso Emergenza e del pronto soccorso. L'aumento si può calcolare in circa il 5% rispetto all'attività normale del nostro servizio. Ieri sono stati effettuati circa 150 interventi, di questi circa 110 proprio per situazioni di malore e circa 90 per malori nella propria abitazione. I sintomi descritti al telefono sono sempre gli stessi. Le motivazioni che portano alle chiamate di soccorso sono prevalentemente per episodi sincopali o per affaticamento e difficoltà respiratoria. La popolazione più fragile è sicuramente rappresentata dalla popolazione più anziana e da quella popolazione che ha una preesistente patologia cardiaca o respiratoria. Dal SUEM ricordano che si sta lavorando molto anche a livello di prevenzione grazie al protocollo ormai consolidato che coinvolge ULSS 9, comuni e protezione civile. Questa rete è volta ad intercettare le situazioni di maggior fragilità e di fornire anche accoglienza, questo proprio da parte della nostra azienda sanitaria, accoglienza in ambienti climatizzati in orario sia diurno che notturno.